Siamo a Vinitaly 2019, siamo qui nello spazio della Regione Veneto, abbiamo un ospite d'eccezione, Antonello Maietta, presidente nazionale di AIS. Antonello, prima ci dicevi che eri ai microfoni della radio per spiegare il ruolo del sommelier, perché effettivamente ancora non è chiaro che il sommelier è un ambasciatore del territorio. In due ambiti diversi stavamo dicendo la stessa cosa, quindi qui nello stand della Regione Veneto, di là nel gabbiottino della RAI. Vuol dire che le buone idee comunque non hanno confini. Cosa stavamo raccontando? Il fatto che il sommelier deve finalmente uscire dal ristorante, dalle cantine, deve certamente continuare a occuparsi della carta dei vini, di coccolare il cliente, ma può essere anche un interlocutore affidabile per il territorio. Può essere una persona, perché ne ha le competenze tecniche e culturali, per andare a raccontare il vino e il territorio in maniera sinergica. Questa è una cosa che a noi come AIS sta molto a cuore, tant'è vero che il presidente Aldegheri ha deciso di farlo diventare un tema congressuale. Il filone più importante che l'Associazione Italiana Sommelier seguirà in questo periodo. Qui al mio fianco c'è Emanuela Prignolato. Anche tu sei una sommelier, sei un'ambasciatrice del territorio. Il tema di quest'anno del Congresso Nazionale che si svolgerà qui a Verona è proprio legato al ruolo del sommelier in questo ambito. Sì, quello del vino è comunque, quella del vino è una passione che poi riesce a coinvolgere anche altri ambiti, no? E quindi è sempre più frequente che chi si appassiona al vino sia anche interessato a un'esperienza a tutto tondo, quindi quello che sta alle spalle della produzione del vino, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, i piatti tipici, le tradizioni, ma anche i paesi, i piccoli borghi rurali, quindi c'è tantissimo da raccontare. C'è tantissimo da raccontare, ma vorrei che tu rivolgessi una domanda al nostro presidente Maietta. Allora, questo tema dell'enoturismo è un tema, dicevi prima, che è da un po' che se ne parla. Quando si è iniziato a capire che la figura del sommelier non è solo quella della sala e comunque della gestione di tutta una serie di cose che riguardano appunto la mescita del vino, eccetera, quando è iniziato questo movimento? Diciamo che a mio avviso deve ancora iniziare in maniera significativa, tant'è vero che questo congresso sarà importante per divulgarlo questo messaggio, che sì, si comincia a capire che il sommelier può essere un personaggio fruibile anche al di fuori dell'attività di ristorazione, del wine bar, del collegamento diretto, del racconto del profilo organolettico del vino, quindi può essere qualcosa di più, quindi intuitivamente in molti ambiti io trovo colleghi che così si occupano, vai in una cantina e trovi un collega che si occupa di accompagnare i clienti, di accompagnare i visitatori, vai a visitare una strada del vino e ti accorgi che dietro, che ti accompagna in un percorso, c'è un collega, ecco. Però non è ancora così caratterizzata questa figura, quindi con il nostro congresso nazionale vorremmo aprire gli occhi a tutto campo. Diamo il via proprio a un vorremmo ruolo, farlo proprio capire, perché così è in maniera così molto sporadica, un sommelier che fa anche quello, invece è il sommelier che deve fare quello. Si intuisce le potenzialità, ma ancora non c'è un ruolo ben codificato e definito. Quindi dal congresso diamo il via. Certo, per quello che è una buona idea, perché potremmo dire tranquillamente di essere stati i primi a caratterizzare una nuova figura professionale. Bene, ringraziamo il Presidente e niente, ci diamo appuntamento al congresso, Presidente. Come no? Bene, grazie a tutti voi.